Allora, ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete, dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone anche qui a Schiavonia. I due militari la stanno accompagnando. Il busto che custodisce le reliquie di Sant'Antonio lascia l'ospedale di Schiavonia, portato a braccia dai militari. Uno dei momenti forse più toccanti del viaggio in elicottero che ha reso possibile coinvolgere nei festeggiamenti del Santo di Padova, nel giorno a lui dedicato, i luoghi simbolo dell'epidemia. Quella stessa epidemia che ha impedito lo svolgimento della consueta affollata processione del 13 giugno. Dopo il decollo da Padova, l'elicottero atterra proprio lì dove l'emergenza era iniziata, all'ospedale di Schiavonia. È di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. È un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con un spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate. L'inizio dei festeggiamenti al sorgere del sole con l'apertura del portone della basilica e l'afflusso lento e ordinato dei fedeli, molti in coda già da diverse ore. Tanti i devoti presenti sul sagrato nel rispetto di distanze e mascherine per partecipare alle numerose messe celebrate nell'arco della giornata e visitare la tomba del santo. Ma il clou è senza dubbio il viaggio in elicottero. Le reliquie di Antonio, accompagnate dal rettore della Basilica Oliviero Svanera, dopo la tappa a Schiavonia riprendono il volo verso Merlara, dove il virus ha colpito soprattutto gli anziani. Vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Questo è il municipio. Vedete? Ed eccolo ancora, Padre Oliviero che saluta. I parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. A Vo i fedeli salutano scrivendo con i propri corpi il nome del paese sul campo sportivo. E ancora la virata del colonnello Colucci per salutare Vo Euganeo. E poi il sorvolo del luogo dove Antonio trascorse gli ultimi giorni prima di morire, Campo San Piero. Anche qui i fedeli radunati ma distanziati salutano dal basso l'effigie del santo. Ricambia il saluto anche per tramite di Padre Oliviero Svanera. Infine il rientro a Padova, sorvolando la città in una sorta di abbraccio dall'alto. Stiamo arrivando al santo. La benedizione per intercessione del santo scenda su questa splendida e operosa città, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito